Uniti per Venezia è la serata di raccolta fondi che si è tenuta ieri sera a Villa Marcello Loredan Franchin di Ceggia, che ha unito tanti imprenditori, realtà produttive del territorio, associazioni e cittadini nel segno della solidarietà per Venezia, ferita dall'acqua alta del 12 novembre scorso. Katie, com'è nata questa serata? È nata da un post del Soul Singer Gospel Choir su Facebook, a testimonianza che se i social sono utilizzati bene sono un grandissimo strumento, e ci siamo così mossi subito. Abbiamo trovato una bellissima intesa, abbiamo cominciato a coinvolgere la proprietaria della villa, abbiamo coinvolto la Confartigianato, tante piccole aziendine e tantissime realtà che si sono unite in tutti questi pochi giorni nel quale abbiamo realizzato l'evento. E la finalità è quella di aiutare 3 piccole realtà, un'azienda artigiana, una della cultura e i ragazzi nel sociale e i ragazzi della Venice School. Tantissime sono state le realtà locali che hanno fornito supporto alla serata, tutte all'insegna della solidarietà, e quasi 4.000 euro è la cifra raccolta grazie al buon cuore dei presenti, ai quali si sono poi aggiunti ulteriori 4.000 euro devoluti dalla Confartigianato Imprese di San Donà di Piave. Contribuire sia sul sociale che sulla cultura e sia anche nel nostro mondo dell'artigianato è quella che è la nostra missione vera, aiutare chi ha bisogno e comunque aver riempito una sala così grande con gente che ha voglia comunque di donare qualcosa di suo per qualcuno che effettivamente ha bisogno, che è impresa o comunque anche ragazzi che hanno voglia di fare, è la cosa che ci gratifica più di tutti. Un evento, quello di ieri sera, che ha visto anche il plauso delle massime autorità politiche e religiose del territorio. Hanno infatti inviato un personale messaggio agli organizzatori, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il sindaco della città di Venezia e metropolitano Luigi Brugnaro e il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, tutti per sottolineare la grande bontà del territorio. Credo ci siano 300-400 persone in sala che hanno voluto mettere mano ai portafogli per dire noi ci siamo, quando c'è da aiutare il prossimo in caso di aiuto vogliamo esserci. Quindi veramente un grazie particolare a Katie, a Madio, a tutti i partner, a tutti gli sponsor e alle aziende commerciali e artigiane che hanno voluto mettere anche loro il loro sigillo per dire vogliamo esserci e quando c'è bisogno di aiuto noi ci siamo sempre.